Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina, la domanda per le sibille interattive del vostro Marietto è se lui racconta favole o lei racconta favole. Però prima di questo vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci, se volete, a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. Bene, adesso partiamo subito con una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine e vediamo se cosa ci raccontano di questo lui, se un raccontafavole o una persona piuttosto affidabile. Partiamo subito. Vediamo cosa ci dicono oggi le nostre sibille chiacchierine interattive con i tre mazzettini. Bene, abbiamo fatto i nostri tre mazzettini per le nostre sibille interattive, vedete? Il mazzettino numero 1, il mazzettino numero 2 e il mazzettino numero 3. Concentratevi alla domanda se è un raccontafavole, se lui vi racconta delle favole o vuol fare le cose seriamente. Casomai eventualmente fermate anche il video, concentratevi, rilassate, respirate profondamente e pensate al mazzetto numero 1, al mazzetto numero 2, al mazzetto numero 3, se lui è un raccontafavole. Bene, iniziamo dal mazzetto numero 1, spostiamo il 2 e il 3 e vediamo se è un raccontafavole o una persona affidabile. Fortuna, vecchia signora, nemica, amica e ladro. Vedete cari amici? Posizioniamo bene le nostre sibille chiacchierine e vediamo fortuna, vecchia signora, nemica, amica e ladro. Allora, il personaggio in questione che voi state pensando tramite il mazzetto delle sibille numero 1 è una persona molto fortunata, persona anche che in un certo senso da come vedete vecchia signora è stabile, è una persona che ha saggezza, ha viaggiato, è una persona molto, come si suol dire, lungimirante. Poi però vediamo che abbiamo nemica, amica e ladro. Amica e nemica in un certo senso si eludono, perché vedete che l'amica cerca l'armonia, invece la nemica cerca le furberie, i pettegolezzi e poi in finale abbiamo ladro. Quindi io direi che la persona in questione le favole non le racconta perché è fortunato all'inizio e cerca una stabilità, ma verso la fine vediamo che in un certo senso cerca la furberia perché abbiamo nemica e ladro. Quindi è un uomo fortunato perché ha incontrato voi, però attenzione perché qualche furberia con pettegolezzo e ladro cambiamento ce l'ha. Quindi attenzione, nel primo mazzetto direi che era partito col piede giusto, però qualche favoletta ve la dirà sicuramente. Quindi sempre in campana, cari amici e cari amiche. Vediamo il secondo mazzetto. Imeneo, ammalato, amore, militare e delirante. Vediamo ancora bene il nostro mazzettino, così che possiate vederlo bene. Allora vediamo che abbiamo Imeneo, ammalato, amore, militare e deliranti. Qui cosa vediamo? Vediamo che è una persona che vi ha fatto delle promesse vi ama, quindi non racconta tante favole, vorrebbe migliorare, vedete che è ammalato, però l'ammalato guarisce, vi vuole migliorare, vi vuole bene, vi ama, e vedete che è anche un po' un tipo che tiene dei segreti e alcune volte si esalta. Quindi io direi che nella seconda sibilla con Imeneo, amore e militare è una cosa molto sicura, sebbene alcune volte con deliranti, vedete deliranti, ha degli attimini di esaltazione, ma questo è dovuto alla promessa che vi ha fatto di amore
e anche ai segreti che come persona ha, e perché è anche un po' duretto, è un po' duretto come persona. Comunque nel secondo mazzetto direi e militare siamo sul sicuro che non racconta favole. Bene, vediamo il terzo mazzetto. Il terzo mazzetto delle vostre sibille chiacchierine: viaggio, artista, lettera, conversazione e dispiacere. Li mettiamo bene in vista. Abbiamo viaggio, artista, lettera, conversazione e dispiacere. Qui abbiamo un tipo che gli piace cambiare, sebbene è una persona con tante qualità, perché è un estroverso, ha delle grandi potenzialità, manda messaggi che alcune volte vi tranquillizzano, però voi siete sempre in dispiacere. Il personaggio è sicuramente un personaggio valido, di qualità, gli piace molto parlare, conversare con voi. Voi siete sempre un attimino in dispiacere, e più che altro è come lo vedete voi, perché lui nella realtà è una persona da cambiamento, un po' estroverso, che gli piace la comunicazione, gli piace comunicazione conviviale con molte persone. Non è sicuramente un tipo che racconta favole proprio, anche se gli piace il cambiamento, però è un tipo estroverso di qualità, che gli piace la compagnia, e voi vedo nel dispiacere perché non lo avete inquadrato nella giusta misura. Quindi anche qui io direi che la situazione è molto positiva perché questo cambiamento per questa persona estroversa lo fa sempre circondare di buone cose, di buone persone. Purtroppo è la vostra attitudine nei suoi confronti che vi fa stare male, ma nella realtà lui non racconta favole. Bene cari amici, anche per la terza mazzetto è fatto. Quindi possiamo dire, come abbiamo visto, primo mazzetto lo giriamo, avete visto le sibille che sono in un certo senso positive perché avete avuto la fortuna, vecchia signora, e poi avete visto l'amica, quindi attenzione perché verso la fine potrebbe essere un birichino, però di base è molto buono. Nel secondo mazzetto è il top, diciamo, perché avete visto il mineo, amore, militare, e quindi è il terzo mazzetto, siete voi che in un certo senso avete visto male, perché nella realtà lui è una persona estroversa ma mantiene quello che dice. Quindi diciamo primo mazzetto così così, secondo mazzetto molto bene, terzo mazzetto buono, ma siete voi che avete guardato un pochettino storto. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato le vostre sibille interattive. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, ciao!